Sono oltre 450 i familiari delle 43 vittime di Ponte Morandi, attesi il 14 agosto a Genova la commemorazione ad un anno dal disastro. Il cardinale Angelo Bagnasco celebrerà la messa alle 10 davanti a quella che sarà la futura Pila 9, che vedrà issata sulla sua parte più alta una bandiera di Genova. Qui in un capannone nel cantiere del lato ovest del viadotto ci sarà spazio per familiari e autorità. Sono attesi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed esponenti del governo, oltre ovviamente alle autorità locali. Alle 11.36 la città si fermerà, sarà osservato un minuto di silenzio nell'ora esatta in cui 43 vite furono spezzate dal crollo del viadotto. Le campane di tutte le chiese dell'arcidiocesi di Genova suoneranno a lutto. Sono molte le persone che desiderano partecipare a questo momento di unità e commozione, lo ha confermato il sindaco di Genova Marco Bucci. Per questo sarà attivata la protezione civile per l'assistenza e la distribuzione dell'acqua alle persone che parteciperanno. Bucci ha assicurato che per quella giornata ogni aspetto autocelebrativo verrà messo da parte. Il comune è impegnato nell'organizzazione di una cerimonia che vuole essere un momento di commemorazione dedicato a chi in quella tragedia ha perso gli affetti più cari. Proprio alla Pila 9, quella davanti alla quale si svolgerà la cerimonia in ricordo delle vittime, a settembre sarà collegato il primo tratto di impalcato del nuovo viadotto. Procedono spediti i lavori per la conclusione della demolizione di quel che resta del Ponte Morandi, lavori che con ogni probabilità saranno del tutto conclusi entro la fine del mese di agosto. L'ultima pila è quella numero 2 a ridosso della collina di Coronata, che in queste ore viene demolita con un escavatore dotato di pinze idrauliche installate sopra un braccio di 30 metri di lunghezza, lo stesso utilizzato per abbattere gli edifici di Via Porro. Per poter accedere con il braccio dell'escavatore sono state realizzate delle ampie piste sbancando una parte dell'area. Lo spazio dove si sta operando è molto sensibile perché sono presenti alcune tubazioni di gas e vicino alla pila c'è una stazione che ospita una cabina di decompressione. Parallelamente procedono i lavori per iniziare la costruzione del nuovo viadotto. Al momento si sta lavorando sulle fondamenta di 11 delle 18 pile previste. La prima a salire è la 9. Sono arrivate 3 delle 30 navi previste con gli impalcati. Nella seconda metà di settembre sarà visibile il primo pezzo con l'impalcato montato su 2 pile.